Allora ripartiamo da qui, ripartiamo con Giacinto Scalese. Ciao Giacinto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, visto che i bar fanno i soldi a palate, ho pensato di intervistare un gestore, il titolare del bar Luci di Via Manin. Giacinto, senti, siccome adesso puoi vendere caffè, dar fuori panini, dar fuori brioche, possono mangiarseli, berseli lì in giro, come funziona? Guarda, dalle disposizioni, insomma, noi possiamo soltanto servire a sporto, quindi comunque quella poca gente che arriva, e posso dirti veramente che poca, ti telefona oppure ti ordina e dopo viene a prendere la colazione, il panino, l'insalatona, però insomma poca roba, ovviamente non deve consumarla davanti al mio locale, ma bensì comunque deve Ecco, portarsela via. quello che mi prende a me allo stomaco, e penso prenda allo stomaco agli avventori che arrivano e vogliono prendersi il caffè, prende allo stomaco a chi ha un po' di intelligenza, a chi ha un po' di buon senso. Come si fa a venire a prendere il caffè e poi te lo devi mettere in macchina, non puoi berlo se non passeggiando, devi andare a casa a berlo? Ma che discorso è? Cioè, io non mi metto lì a far festa con gli amici, a far colazioni senza mascherine, ma almeno con le distanze dovute fuori dal locale, anche te che hai una possibilità di avere dei tavolini fuori, si siedono a distanza, si bevono il caffè e se ne vanno via. Cioè, ma la vedi una cosa logica questa? Ma io la vedo molto logica, anche perché comunque io, adesso parlo della mia situazione, un po' di spazio fuori all'esterno c'è, comunque il discorso di bersi un caffè da sport, cioè uno non può portarsi il caffè a casa, siamo realisti, il caffè o lo bevi caldo, lo bevi lì o altrimenti, insomma, come diceva un vecchio detto, una vecchia pubblicità, se non ricordo male, il caffè deve essere un piacere, no? Se non è buono, a quel punto che piacere è? Quindi cioè, non vedo la motivazione. Se viene una persona, una per volta, si beve il caffè a distanza di sicurezza e dopo va via, sì, ma non vedo tutto questo problema. Giacinto, io penso che anche all'interno del bar, se la gente si siede uno in un tavolino, uno in un altro e comunque distanti, possono anche prendersi la brioche. Io spero che le nuove regole che usciranno abbiano questo buon senso, perché diciamocela francamente, la diminuzione del contagio di adesso è dovuta a due elementi fondamentali. Il primo è la temperatura che si alza, cioè la temperatura esterna fa sì che ci sia la possibilità di meno contagi. Non ci vogliono scienziati a pensare a questo. Il secondo è un po' di buon senso che usa il cittadino che sta distante, che usa la mascherina, che si disinfetta, oltre quelle che è anche la necessità. Però bene fare quello. Ma allora perché dobbiamo dare queste costrizioni, prendere il caffè camminando? Ma siamo stupidi? Guarda, io la penso esattamente come te, cioè mettere un'economia in ginocchio come il nostro settore, quello della ristorazione, poi intervengo anche a favore dei parrucchieri, insomma, o estetiste, cioè, non vedo il problema, tanto ormai cioè, ci hanno talmente inculcato il discorso dei guanti, mascherine, distanza di sicurezza, che adesso noi stessi abbiamo comunque, sembra che abbiamo paura ad avvicinarsi alle persone quando invece insomma l'uomo è fatto per relazionarsi con altre persone, però adesso ci ha messo in condizioni, bombardandoci giorni con quello che si sente in televisione, che effettivamente adesso vediamo una persona e ci scansiamo, cioè, ma dove vogliamo arrivare? Sembra un infetto, uno che infetti gli altri. Esatto. È vero, è vero, è vero.
Allora, io dicevo, anche se non si fanno grandi chiacchierate, se uno è messo in un tavolo e uno in un altro, anche il solo fatto di vederci ricomincia a socializzare la gente, altrimenti diventiamo veramente quello che dicevi prima, abbiamo paura uno dell'altro. È vero. Ma purtroppo se continua così va a finire così. Ma il problema che devono capire le istituzioni, che non siamo dei robot, cioè comunque siamo degli esseri umani con dei sentimenti, e quindi è normale approcciarsi alle persone. Cioè, quindi non vedo tutta questa negatività. Dopo, ragazzi, cioè, i virus sono sempre esistiti e continueranno a esistere, secondo me. Quindi Bravo. adesso non dico di essere incoscienti, però via, con un po' di attenzione penso che possiamo tornare alla normalità. Allora io vorrei farti una domanda, perché abbiamo ancora poco tempo, una domanda importante che è quella dove hai messo tutti i soldi che ti sono arrivati dei contributi dello Stato, perché lo devi dire. Guarda, a oggi posso dirti, forse io sono stato fortunato, ho preso quei 600 euro della prima tranche, quello del mese di marzo, adesso non ricordo. Beh, li ho avuti dopo 42 giorni di chiusura comunque. E comunque avevo quasi 1000 euro di bollette da pagare, quindi io mi sono dovuto pagare le bollette. Meno male che hai dei tramizzini, magari vecchi, mangi quelli. Esatto. Le banche non ne parliamo, quindi... La seconda chiudiamo in allegria, cioè... beh, tu hai visto qui c'è lana a non finire, vuol dire che siamo stati alle regole, anche te vedo che hai un po' di lana addosso. Esatto. Ma come fanno a Montecitorio ad essere così belli, sbarbati, rasati? Come fanno secondo te? Beh, specie Conte poi è impeccabile ogni volta che è in televisione, ma avranno il barbiere lì a Montecitorio, lì che prende 100 e passa mila euro all'anno. Ma avrà le prolunghe, no? Le forbici con le prolunghe a distanza di 2 metri. Ma no, infatti se guardi bene Conte, con le prolunghe riesca a essere così preciso. No, ma te se guardi bene Conte è un po' tagliuzzato di qua e di là, mi sembra, no? Sì. Allora senti, per dar forza alle imprese, noi abbiamo visto che qualcuno ha cominciato a cedere, che qualcuno si è suicidato. Io guarda, sono molto critico, e quando ho visto quella foto di quell'imprenditore napoletano con quella faccia pulita, con quella voglia di essere onesto che c'è anche nel meridione, ragazzi, non è che ci sia solo dalle nostre parti. A me è venuto veramente un grande magone. Ho visto cedere un imprenditore che non aveva magari grandi difficoltà attualmente di superare il momento, ma avrebbe avuto grandi difficoltà dopo. Perciò finiamola l'abbiamo finita con una battuta, finiamola anche da parte tua con una, come si può dire, con un raggio di sole. Guardi, io spero che comunque anche il nostro governatore Zaia riesca un po' a farci anticipare i tempi, anche se comunque si deve attenere ai DPCM del Presidente del Consiglio. Secondo me dobbiamo ripartire, non c'è più tempo perché anch'io ho 2 dipendenti messi in cassa integrazione dove non gli è ancora arrivata, e quindi oltre a essere preoccupato per me sono anche preoccupato per loro e per tutto quello che ovviamente è tutto un indotto, no? Perché se nessuno prende soldi possiamo anche riaprire, ma nessuno verrà a consumare, perché se non ci sono soldi muore il commercio, cioè muore tutto. E allora io ti faccio un grande in bocca al lupo, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, e il Bar Luci in Viale Manin al numero 65. 65. Beh, ci vedremo lì, ci vedremo quando vuoi. In quel posto dove si può fare una chiacchierata, quando si possa anche fare una chiacchierata in tranquillità. Certo, sicuramente. Ciao Giacinto, grazie Ciao, infinite, arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti, saluti.